Congedi per la malattia del proprio figlio. Quando il proprio bambino sta male, la mamma e papà lavoratori dipendenti hanno diritto al cosiddetto congedo per malattia del figlio. Attenzione però, perché questo congedo varia se la madre o il padre siano lavoratori dipendenti nel settore privato o siano dipendenti nel settore pubblico. Partiamo nel caso in cui i genitori siano lavoratori dipendenti nel settore privato. In questo caso, se il figlio ha meno di 3 anni, i genitori possono astenersi in modo alternativo alla malattia del figlio senza avere una durata massima temporale di malattia. Questo cosa significa? Che se per esempio il vostro bimbo si ammala nell'arco dell'anno per 40 giorni, voi potete usufruire di questo congedo per 40 giorni. Attenzione però, perché non avete diritto a nessuna retribuzione, quindi se utilizzate questo congedo sapete che per quei giorni non sarete pagati. Se invece vostro figlio ha più di 3 anni, in questo caso c'è un limite massimo di giorni da dover rispettare annui e questi giorni sono 5, quindi per ogni genitore si ha un limite massimo di 5 giorni di congedo per malattia per figlio da poter richiedere. Naturalmente anche in questo caso sappiate che questi giorni non sono retribuiti. Però a differenza del primo caso, quindi sotto i 3 anni, se vostro bambino fa 10 giorni di malattia, sappiate che potete usufruire del congedo solo per i primi 5 giorni. Se invece il genitore è un lavoratore dipendente nel settore pubblico, il discorso cambia, perché se si ha un figlio con un'età inferiore ai 3 anni, si ha diritto a un numero massimo stabilito di 30 giorni annui di congedo per malattia per il figlio. Però questi 30 giorni sono retribuiti. Quindi, a differenza del genitore lavoratore dipendente nel settore privato che poteva prendersi un numero illimitato di giorni all'anno se il figlio aveva meno di 3 anni, ma in questo caso non aveva retribuzione, nel settore pubblico si può prendere un numero massimo di 30 giorni annui, ma retribuiti. Se invece il figlio ha un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni, il discorso è uguale al settore privato. Quindi il lavoratore dipendente nel settore pubblico ha diritto a poter richiedere il congedo per malattia del figlio per un limite massimo di 5 giorni annui. Naturalmente, come nel caso del lavoratore dipendente nel settore privato, spetta sia alla mamma che al papà. Anche però in questo caso, come nel settore privato, non si ha diritto a retribuzione. Se avete qualsiasi dubbio, scrivetemi sempre nei commenti e se pensate possa essere utile questo video, condividetelo e io vi auguro una buona continuazione. Ciao!